Benvenuti napoletani. Se amate il Napoli con tutto il cuore premete il tasto mi piace per restare sempre aggiornati sulle ultime novità del Napoli. Andiamo al video. Il periodo vissuto da Victor Osimhen nell'ultimo mese non è certo tra i più idilliaci della sua carriera. In particolare, dopo aver superato, non senza polemiche, il caso TikTok, il nigeriano si è in realtà trovato di fronte all'ennesimo problema. Il problema, questa volta, era di natura fisica, ed è stato risolto dall'attaccante azzurro nell'amichevole giocata dalla Nigeria contro l'Arabia Saudita. Lesione al bicipite femorale destro e fuori gioco per circa un mese per Osimhen, finito oggi al centro di dichiarazioni piuttosto intriganti di Aurelio De Laurentiis. Lo stesso attaccante, inoltre, è tornato al centro di numerose indiscrezioni di mercato, e oggi emergono notizie di interesse da parte di un top club. Il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli sembra ormai aver definitivamente svoltato l'angolo, allontanandosi visibilmente dall'acquisto tanto atteso in città. L'attaccante nigeriano, infatti, non ha raggiunto con il club italiano un accordo basato su un rinnovo con un sostanzioso aumento di stipendio, cosa che ha generato non pochi malumori tra i tifosi e in entrambe le parti coinvolte. Il malcontento è poi sfociato nel caso TikTok, che senza dubbio ha danneggiato i rapporti tra le due fazioni. A confermare questo scenario, quindi, è lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, che oggi ha rilasciato dichiarazioni su Osimhen direttamente da Castel Volturno. Il patron del Napoli, infatti, ha parlato del cambio di umore dopo le precedenti strette di mano, che hanno contribuito a sconvolgere la situazione e portarla ai fasti di oggi. Parole che sanno di resa da parte dell'ADL, che ha ribadito la durata del contratto di Osimhen fino al 2025, ma è apparsa anche un po' riluttante di fronte a un possibile trasferimento. Intanto sull'attaccante arrivano indiscrezioni dall'Inghilterra, dove un nuovo club di Premier League si sarebbe aggiunto alla cerchia delle squadre interessate all'attaccante. Questo è il Liverpool, come riporta The Sun. Il quotidiano inglese ha poi riferito che lo stesso Jürgen Klopp avrebbe addirittura inviato un proprio scout in Nigeria per seguire in diretta le esibizioni di Osimhen. Spedizione poi finita male a causa dell'infortunio patito dall'ex giocatore del Lille al 60° minuto della partita contro l'Arabia Saudita, ma ciò dimostra sicuramente l'interesse dei Reds per il giocatore. Così facendo, quindi, il Liverpool diventa la terza squadra inglese ad ingaggiare Osimhen. Dite napoletani? Qual è la vostra opinione? Pensi che Osimhen rinnoverà con il Napoli? Oppure no? Lascia il tuo commento al video e iscriviti al canale, grazie. Forza Napoli!